stata la più attiva, direi, a livello nazionale a partire dagli anni 90, per attuare tutta una serie di norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana. Moltissimi sono gli interventi normativi, forse addirittura si è spinta talmente tanto in avanti la legislazione regionale da aver subito anche dichiarazioni di incostituzionalità nel momento in cui ha voluto parificare la lingua friulana alla lingua italiana. Ma tutti i governi regionali da allora sono stati mossi dalla convinzione che la lingua e la cultura friulana siano componenti essenziali dell'identità etnica e storica della comunità regionale. È in qualche modo attuazione di un principio che era stato teorizzato nel Settecento dal filosofo prussiano Herder, che è proprio la comunanza etnolinguistica ad essere la fonte di legami identitari autentici e profondi, cui corrisponde una domanda di riconoscimento sociale e politico della propria specificità. Prima viene la lingua e su questa si innestano pretese di riconoscimento politico e sociale. Quindi, e chiudo, vive nell'ordinamento italiano un concetto di minoranza che parte e che ruota intorno al concetto di autonomia linguistica e che spiega l'importanza della difesa della lingua friulana, che è il mezzo per affermare la nostra identità storica e culturale. Quindi è sì Furlani, spazio di in Furlani. Identità e soprattutto di connessioni globali. E la domanda è questa: quali strategie possono essere messe in atto, quali progetti possono essere proposti per far sì che i tanti friulani che vivono all'estero possano mantenere vivo questo legame con le loro radici, inseriti naturalmente in un contesto che resta e resterà globale? Sicuramente a partire da quello che appena finito di dire la dottoressa Roia, ovviamente in una cornice politica che consente oggi tutti quegli interventi non solo nell'ambito della regione ma anche a favore dei friulani che vivono al di fuori della regione Friuli-Venezia Giulia, sicuramente sì, sono un ausilio fortissimo. Iniziative come quelle di oggi, quelle che sono state anche accennate oggi, che vedono dei ragazzi coinvolti e quasi invogliati per dire, no? Spinti a riappropriarsi di una cultura che forse andrebbe anche in qualche modo una vita se non fossero queste occasioni di incontro. Senz'altro questo è un tema, a mio avviso, docente, insomma, fa la differenza, no? Si parla di sacro, si parla di friulano, e questo è, forse sono due esempi veramente più forti di resilienza e di appunto non volontà di omologazione. Allora mi verrebbe da dire, prima ancora delle leggi, prima ancora del diritto, c'è però un carattere indomito che sta alla base, no? Perché poi assimilare che si fa assimilare, non so come dire. Allora poi vedremo, insomma, ascoltavo con tenerezza il racconto della nonna. Io sono figlia, sono nata in Svizzera come figlia di un miracolo. Mia nonna aveva 4 figli, 2 in Canada, 1 in Belgio e 1 appunto in Svizzera, e io ho spedita un mese in Italia, vissi con mia nonna i primi 9 anni della mia vita, perché i miei genitori ovviamente erano lì e insomma c'era difficoltà, molte famiglie facevano queste scelte che sono delle scelte atroci dal mio punto di vista e che poi condizionano ovviamente anche un certo sentire. Ora, qual è stato quello strumento, no, più forte, sia nel tornare con mio padre, sia nel non tornare con i miei figli? Continuare a mantenere vive a mantenere i valori innanzitutto, quindi onestà, serietà, lavoro, resistenza, in senso ampio, alla diversità della vita, perché altrimenti non muovi neanche di casa, no? Perché prendere la nave in programmi e far arrivare prima il fratello della moglie, perché giustamente bisognava anche avere a che fare con delle leggi di cui oggi forse gli attuali amministratori si sono pure dimenticati, perché poi anche l'America, voglio dire, no? Gli Stati Uniti sono una
un paese di immigranti in senso ampio. Quindi le caratteristiche della resistenza di alcune sono anche etnie, popolazioni, e forse anche per la storia che hanno avuto, no? Perché poi non dimentichiamoci che questa regione ha vissuto invasioni, ha vissuto anche contaminazioni, poi chi può dire di noi nella propria, diciamo così, genealogia quanto ha magari anche nel pezzetto di turco piuttosto che di altro. Quindi questo, e poi non abbandonare, qui vorrei chiamare un argomento solo che mi sta molto a cuore, specialmente in questi tempi, non dimenticare le proprie radici e le proprie tradizioni. Si è parlato molto di vino, io vorrei parlare anche di cibo invece, perché l'ho visto e lo provo, diciamo, nella frequentazione della mia famiglia canadese, e chi ha mantenuto il cibo italiano, in particolare c'è la capacità, il buon cibo, non arrendersi a questa porcheria che a volte però costa poco e continuare, è riuscito ad avere una vita più lunga. La mia zia che è ancora viva, una zia che non ha mollato di un millimetro sul suo risotto piuttosto che sul fritto o altro. Quindi questa cosa del cibo è una cosa importante, perché recentemente sentivo in un'altra occasione un pediatra dire che noi siamo l'ultima generazione che ha vissuto di più dei propri genitori, nonni. I nostri figli vivranno di meno esattamente per ragioni legate, nonostante tutti i progressi della medicina, molti vivranno di meno per ragioni legate al cattivo cibo, e siccome appunto costa, non è accessibile a tutti, e su questo direi che forse anche, no, una bella, il frigo è diventato patrimonio UNESCO dell'umanità, quindi direi che anche su questo la residenza ha consentito di mantenere vivo lo spirito umano. Cibo che rappresenta esso stesso anche un elemento collegato con le radici, lo vediamo spesso in focolare in giro per il mondo, la polente, no? Preparare la polenta e insegnare alle nuove generazioni come si fa è un aspetto di non poca importanza. Torno dal professor Cecotti, torniamo sui confini per parlare però adesso di confini di guerra e come i confini di guerra hanno influenzato l'immigrazione. Abbiamo cominciato parlando di immigrazione clandestina, no? La situazione che si viveva su questo territorio, facciamo un altro passo. Guardando il titolo del convegno di Friuli senza confini, io metterei una parentesi in mezzo, il Friuli in pace senza confini. Sarebbe un messaggio da dare, perché i confini che nascono dalle guerre provocano quello che è stato illustrato prima dalla dottoressa Roia sulla difficoltà di accettare chi è ritenuto diverso, ma che invece mangia lo stesso cibo che mangiamo noi. Infatti io mi occupo dei confini politici, eccetera, però insieme agli insegnanti di Trieste, mi ricordo quando ho cominciato a occuparmi dei confini, discutevamo molto se fare i confini del cibo, vedere la cubana minchiare, si diffonde la pinza, o fare dei confini politici. Ha prevalso i confini politici, per cui sono diventato noto, ho scritto saggi sui confini, però è importante quello dei cibi perché unifica popolazioni anche di lingue diverse. Quindi le guerre di cui obbligatoriamente si parla sempre nel nostro confine, quindi nella nostra zona, sia la prima che ha lasciato quei segni terribili che sono Vedi Puglia, Fossaria e Caporetto e tutti quei sacrali di morte che vanno visti non come gli eroi di sepolti, ma come le vittime di guerra, e quello che le guerre fanno, e dovrebbe essere un monito per evitare le guerre. Per la seconda guerra mondiale non ci sono grandi cimiteri, perché i morti principali sono i civili per i bombardamenti, per stragi e così via. E cosa succede dopo la prima guerra mondiale? C'è una restrizione sull'emigrazione da parte degli stati americani, soprattutto gli Stati Uniti, che
bloccano l'emigrazione. E per quanto riguarda l'Italia, il fascismo in particolare, di fronte alle crisi economiche del dopoguerra cerca di favorire l'immigrazione, non ci riesce perché è bloccata, e comincia invece a fare una politica di demografia, di crescita demografica, quindi impedisce l'immigrazione, e anche lì ci saranno emigranti clandestini, soprattutto in Europa, molto, molto frequenti. Salvo una finestra che si apre nel 29-30, dopo la grande crisi del 29, per cui anche il fascismo è costretto ad aprire le finestre sperando che vadano via soprattutto gli oppositori, e questo succede, se ne vanno. In gran parte la popolazione slovena nel periodo fascista lascia e se ne va ed è favorita la sua uscita dallo Stato italiano in queste nostre zone. Questo è il retaggio della guerra. Quel confine porta dentro lo Stato italiano tante popolazioni di lingua croata e di lingua slovena, però siamo in un periodo di forte nazionalismo, di una dittatura che impone la lingua italiana come unica e quindi crea questo disagio che molto lentamente, appena nel 60, nel 99, una legge di regolazione sulle minoranze presenti in regione viene attuata. E quindi l'emigrazione in quel caso è limitata. Nella seconda guerra mondiale siamo di fronte a una guerra ancora peggiore, anche se ha fatto meno vittime della prima, è una situazione ancora peggiore perché i conflitti sono soprattutto etnici, cioè l'ideologia hitleriana con sterminare gli ebrei, popolazioni minoritarie che sono soprattutto slave da eliminare o schiavizzare, eccetera, crea veramente un clima pesante e siamo di fronte durante la guerra specialmente di quella che viene chiamata le migrazioni forzate, interi popoli che si spostano. È quello che succederà alla fine poi della guerra. Gli scambiamenti dei confini in tutta Europa e anche nel nostro porta a quelli che sono chiamati gli esodi, e quindi quella è la nuova, come dire, il nuovo portato di quella guerra. Gli esodi coinvolgono per la prima volta anche Trieste e Ischia già terra di emigrazione prima, ma Trieste no, Trieste attirava perché cresceva come città fino alla seconda guerra mondiale. E quindi l'emigrazione comincia a essere anche quella forzosa, perché è forzosa, anche se non nel nostro territorio almeno, però dettata dalle conseguenze della guerra e dello spostamento del confine, quello che oggi è scomparso, posso dire così, mi auguro che sia scomparso. Però bisogna ricordare che quando parliamo di Friuli senza confine, bisogna dire la difficoltà, parliamo con gioia di Friuli senza confine, che la difficoltà è superare i confini psicologici e ideologici. E quello che succede con questa occasione del 2025 per Gorizia e Nova Gorizia è fondamentale per dire abbiamo un'epoca nuova, ecco, questo è il messaggio che deve passare. Io ricordo che una volta si chiamava, dopo la seconda guerra mondiale, si parlava di posto di blocco, si chiamava così il passaggio di confine, blocco, perché lì ti bloccavano, ti controllavano. E io che abitavo, sono nato a Gorizia, abitavo a Mossa, a 1 chilometro dal confine, mi ricordo mia mamma che andava a prendere la carne oltre in bicicletta, che il giorno l'hanno fermata e gli hanno dato 500 lire di multa. E quello era il blocco. Però devo dire che anche nel periodo della guerra fredda in questa regione
cominciano le aperture già nel 61, quindi siamo 15 anni della guerra finita, e comincia a circolare la pustica, il lascia passare, cioè il permesso per chi abita nelle zone di confine di inoltrarsi per 10 km circa oltre la frontiera. Quello è stato, come dire, una necessità per evitare i traffici clandestini e così via, però è stato uno stimolo all'economia, ma anche all'inizio di una conoscenza reciproca sempre più ampia. Grazie. Quali sono le sfide, certo legali ma anche sociali, per assicurarci, per far sì che le diverse culture, comprese ovviamente anche quella friulana, siano non solo incluse ma possano poi influire in quello che è un contesto più ampio. Dunque, mi sembra una domanda difficilissima, l'affronterò su due diversi piani brevemente. Un piano di tipo politico in senso lato e uno di tipo più strettamente sociale. Abbiamo evocato più volte la 482 del 99, quella di selezione e di individuazione delle minoranze linguistiche tutelate in Italia, dove il legislatore italiano fece una scelta di tipo proattivo, cioè volto non soltanto a conservare le identità linguistiche, ma a potenziarle e a ad esempio con strumenti tipo la richiesta alla RAI di realizzare trasmissioni televisive e radiofoniche nelle lingue di minoranza nelle zone di appartenenza. Onestamente ripeto, a Roma non so quale sia attualmente la situazione, ma è certo che ancora in tempi recenti, questi sono dati giornalistici, i sindaci friulani hanno lamentato la scarsa o nulla attuazione di questo obbligo da parte della televisione pubblica. Ancora, sempre in quella legge, lo Stato si era e si è obbligato a destinare finanziamenti a tutela delle minoranze linguistiche storiche e anche qui nel corso del tempo purtroppo si è registrata una continua contrazione delle risorse disponibili e si capisce come in assenza di trasferimenti e di finanziamenti sia molto difficile per le regioni, ci interessa la nostra, operare attività di promozione che vada dal supporto all'inclusione fino all'esercizio di una vera e propria influenza nelle tradizioni e nella cultura friulana, così da potenziare iniziative pure bellissime e assolutamente meritorie come quelle di oggi. Ma secondo me il discorso è ancora più complicato perché al di là della difficoltà degli incentivi pubblici, quindi dell'approccio degli organi istituzionali, è importante capire quale sia invece l'approccio del friulano, intendo il cittadino friulano, al tema della sua identità. Narra la storia, ci ha ricordato poco fa il presidente Jacob, che il prototipo del friulano ottocentesco era quello di essere salvo, onesto e lavoratore, quindi aveva le caratteristiche, quel prototipo, di essere uomo, donna, contadino, uomo in genere, anche quando non lo faceva, quindi persona attaccata alla terra, laboriosa, organizzata in strutture familiari solide, inserito in un piccolo contesto territoriale, perché di solito viveva in un piccolo paese. Era uomo cristiano, quindi tradizionalista, semplice, umile, capace di resistere alle prove della vita. Di stampo di impronta nordica, quindi forte, disciplinato, dotato di senso di organizzazione. Era naturalmente uomo di frontiera, quindi era forgiato da una storia di saccheggi, di invasioni, di battaglie, ma anche era uomo capace di aprirsi agli altri, di accogliere e al tempo stesso di essere accolto. Era un migrante, lo dimostra anche oggi questa realtà, costretto quindi a cercare lavoro e sopravvivenza in altri paesi, dove poi si riuniva intorno ai focolars furlans e da lì manteneva e coltivava la lingua e le tradizioni. Ecco, sappiamo che questo prototipo di friulano storico dal 1970 sostanzialmente non esiste più soprattutto dopo l'accelerazione avuta col terremoto del 1976, perché è un modello identitario che poco o nulla, anche di questo si sono avuti
si sono avuti degli accenni oggi, poco o nulla si adatta al Friuli attuale, che oggi è molto sviluppato, è ricco, è secolarizzato, è mediatizzato, dove il contadino praticamente è scomparso ed è stato sostituito dall'imprenditore agricolo moderno, dove ci sono importanti insediamenti industriali e molta attività terziaria, dove non ci sono più le frontiere, dove l'emigrazione è scomparsa ed è piuttosto stata sostituita dalla immigrazione di persone che provengono da decine di paesi e dove chi va all'estero non lo fa più per necessità, come accadde a quei tempi, ma lo fa per scelta di miglioramento e per ricerca di opportunità. E dove anche l'approccio alla lingua friulana è fortemente mutato sulla base di una scelta di tipo utilitaristico che è praticata soprattutto dai giovani, quasi nella convinzione che un'istruzione che contempli la lingua friulana possa essere fonte di inadeguatezza per l'accesso al mercato del lavoro. E allora, per trarre le conclusioni, quali sono le sfide costruttive, legali e sociali che possiamo proporre? Abbiamo detto che duplice è il livello di analisi, duplice deve essere quindi la proposta e il terreno di approccio al fenomeno. Da un lato bisogna sicuramente pretendere o continuare a pretendere a livello politico il rispetto degli impegni anche finanziari e promozionali che lo Stato si è dato con la legge 482 del 99, perché senza risorse o senza sufficienti o adeguate risorse è difficile mettere in campo dei progetti solidi, incentivanti e continuativi che vanno ad esempio a corsi di lingue, mostre, ricerche, valorizzazione della cultura a livello internazionale, promozione del turismo, digitalizzazione del nostro patrimonio. Sicuramente non si fa, i rappresentanti qui presenti oggi lo dimostrano, ma probabilmente si può fare ancora di più e ancora meglio. Sul piano sociale, poi questo mi preme ancora di più, bisogna che ciascuno di noi abbia la consapevolezza dei valori dell'identità friulana, di quelle caratteristiche del vecchio friulano salto, onesto e lavoratore che sono senza tempo, guardate che quel friulano oggi vive in un contesto massificato, omologato, mediatizzato, volto al consumismo totale e di fatto connesso e per necessità connesso globalmente, dove però deve sempre portare la sua personalità, i suoi valori che non hanno tempo, i principi che stanno impressi direi nel nostro patrimonio genetico-culturale, la lingua batte molto su questo, che per noi assume un significato di appartenenza sociale e culturale e che non possiamo e non dobbiamo permetterci di disperdere, pur in un mondo così diverso e anche oppositivo, perché tutto questo costituisce la nostra identità, giustifica la nostra diversità e fornisce elementi di grande positività nella complessa società attuale globalizzata. Domanda, andremo un po' più veloci, mi scuso ma ci siamo dilungati figli. L'esperienza personale, parto da Gianna Di Daniele, che aveva fatto riferimento insomma al suo essere figlia, no? Di emigranti. Allora lei lo diceva prima, è ovvio che l'esperienza vissuto influenza poi anche quella che è la percezione rispetto al valore dell'identità friulana. Vogliamo dire? Io l'ho anche già detto, insomma, poi dire che si è parlato addirittura giustamente anche di morti di questa regione, eccetera, e quindi voglio dire le storie di ognuno di noi, no? Sempre quella nonna qui sopra rimase vedova a 18 anni perché il marito era un ragazzo del 99, voglio dire, un bambino di un mese. Allora, credo che ciascuna delle nostre famiglie abbia questo tipo di storie, di precedenti che ovviamente ti influenzano, no? Non possono non farlo e devono anche farlo. Quindi la sensibilità per che cosa? Innanzitutto la curiosità, cioè io non mi sono mai sentita dire comunque di un solo pezzetto, no? di cui magari ho avuto l'avventura di vivere. Mi sono sentita in connessione appunto quantomeno con il resto della mia famiglia a del mondo, con cui condividevo
esattamente i valori di cui stiamo parlando. Questo è un grande vantaggio perché ti porta ad aprire non a chiuderti, ti porta a considerare vari punti di vista e anche a vedere l'evoluzione di quello che poteva essere un nucleo familiare in altri contesti. Poi a me piace molto la dottoressa Roia, che non a caso qui oggi ha veramente dato la cornice più semplice, no? Sono anche avvocato, quindi voglio dire, io sono avvocato e giudice, voglio dire più semplice parlare di diritto, lo dicevamo stamattina, e magari i temi anche un po' più difficili professionali, però certamente credo sia stato abbastanza chiaro, credo entrambe, posso dirlo Paola, siamo due esempi di figurane che ciascuna nel proprio ambito, e lei veramente in un ambito importantissimo, hanno vinto una sfida che appunto partiva dalla situazione, nel mio caso, anche di povertà, dove tra l'altro c'era un ascensore sociale, giustamente, che era lo studio, io vorrei su questo, non è la sede, ma forse sarebbe la sede da cui partire, che consentiva esattamente anche agli bravi di arrivare, perché se sei bravo, così avevi quella famosa Costituzione consentiva esattamente questo. Ecco, credo che questo sia, poi mi verrebbe la battuta, che sia che alla fine dell'Austria, dove si parlava di homo austriacus, perché ciascun popolo ci si ritrovava e aveva dignità e aveva rispetto, forse è un modello ancora comunque diciamo da studiare, non da riproporre perché sono altri tempi, ma sicuramente per pretendere un'Europa diversa, questa è un po' la missione di tale Europa. Non ci piace un'Europa che parla solo di soldi e di mercati, adesso di armi, ma vorremmo un'Europa dei popoli, delle culture, del rispetto delle minoranze di qualunque popolo europeo che fa parte di quella che orgogliosamente all'estero è la cultura europea. Chiudo con questa battuta: quando sono andata per la prima volta in Canada, avevo conosciuto la moglie del mio primo cugino, il figlio per quello poverino morto, papà molto giovane, ero mestole. E sono stata accolta da questi genitori con angeli del Reno, la musica lirica, cioè loro soffrivano della mancanza di cultura europea, erano felici, infatti li ho resi felici di poter avere quel pezzetto di cultura europea che avevano perso. Questo dovrebbe farci riflettere, noi appunto non abbiamo bisogno di annullarci, di omologarci, di consumare, ma tutt'altro abbiamo bisogno esattamente di difendere orgogliosamente quelle che sono le nostre peculiarità, in tutti i sensi, Grazie. Allora, sto parlando di Europa, naturalmente con il professor Ceccotti, un altro passaggio, i confini dopo la nascita dell'Europa, i confini con Schengen sospeso, insomma, un altro capitolo di questa storia. Sì, per finire, cioè, c'è un certo disagio a parlare di fine senza confini, ma negli ultimi anni abbiamo visto sorgere di nuovo delle difficoltà. Per fortuna, secondo me, sono rivolti più a noi che siamo dentro che quelli che sono fuori, per dirsi che si fa qualcosa per la sicurezza, per ostacolare le migrazioni clandestine e così via. Però io volevo finire con qualche accenno particolare. Io ricordo, siccome si parla anche di connessioni globali, nel fine anni 70 in paese, una vicina di casa telefonava con una parente in Argentina e a un certo punto la parente dall'altra parte del filo si è messa a piangere. Perché piangeva? Perché attraverso il telefono ha sentito il suono delle campane del paese. Quello ha fatto scattare quello che solitamente si può dire la nostalgia, i ricordi, eccetera. Era il campanile che abitava vicino alla chiesa questa signora e mi ha raccontato questo aneddoto. E quello mi ha fatto molto riflettere, avevo 20 anni circa, mi ha fatto riflettere su quello che è la lontananza, l'identità che permane e anche l'idea che abbiamo tutti noi più identità e salvare tutte è difficile, salvare la più rana forse è utile.
Un altro interesse che ha suscitato me poi la necessità di ricercare storie di immigrazione è stato parenti miei emigrati in Francia che già nel 1947, non ero ancora nato, erano venuti a San Lorenzo e Giottino e avevano lasciato poi una serie di fotografie eccezionali, e poi il legame col vino, per esempio, erano venuti per la vendemmia, erano andati via nel 30 e nel primo possibilità, dopo il trattato di pace, di muoversi attraverso le frontiere, sono venuti qui a fare la vendemmia e avevano sempre le fotografie con i piedi assieme ai parenti di qui ancora rimasti che schiacciano il vino di quel tempo dentro il vino di quella volta. Da là sono partito da quelle fotografie. Questo parente era figlio di petti americani, si chiamava. Perché petti americani? Il padre di questo che ho conosciuto era nato in Brasile nel 92 e poi è tornato nel 1901 in Austria-Ungheria perché abitava a Gradisca e poi è emigrato nel 30 in Francia. Allora anche qui è delle storie di identità. Quella più grande resta, però nato in Brasile, cresciuto in Austria-Ungheria, è morto poi in Francia, fa pensare. Gli aventi di questo personaggio nato in Brasile, una sua bisnipote, ha sposato un nero del Benin, e vivono in Francia, anzi adesso vivono in Lussemburgo. Questo nero è un artista famosissimo di jazz, suona, suonatore, e 3 anni fa, prima del Covid, poco prima del Covid, mi telefono dalla Francia, viene a registrare il suo a Udine, anzi un paesino vicino a Udine. Allora è un giro terribile di esperienze che io sono andato lì a parlare con la mia cugina e ho detto vieni se andiamo insieme con la sua figlia mulata, probabilmente, a sentire la registrazione. Ecco, lui sono stato in silenzio di tutto e quello a vedere. Allora queste sono le storie di immigrazione che sono integrazione anche, connessione. E questo deve farci riflettere per evitare sempre le guerre e la comprensione tra gli uomini che non è data da confini, ma da senza confini e da, come dire, accettazione degli altri e di esperienze diverse. Grazie. Senza confini. Allora, chiudo con la giudice Roia, ripartendo proprio da qui, si diceva appunto della sua esperienza, dal Friuli Venezia Giulia a Roma per motivi professionali. Ora, visto che c'è quest'ultima parte che riguarda proprio l'esperienza personale, cosa ha fatto lei, come ha vissuto lei, la sua identità friulana in un contesto diverso da quello della sua terra d'origine? Devo dire che rispondo in punta di piedi davanti a questo uditorio, non posso sicuramente definire ignorante rispetto alle esperienze che ho davanti, persone che si sono insediate veramente in mondi diversi, con coraggio, orgoglio e determinazione, per cui davvero rispondo in maniera molto sommessa. Ciò nonostante, risiedendo da 25 anni ormai a Roma, ancora mi sorprendo inconsapevolmente quando sto organizzando il viaggio verso il Friuli per visitare la famiglia, gli amici, le montagne, il Timent, che appartiene al mio immaginario, a pensare che a dire in friulano vado a casa, mi voglio a casa, torni a casa, come se Roma, che pur per me è così importante, non fosse la casa, ma la casa fosse da un'altra parte. E allora qualcosa di diverso, dopo 25 anni, tra me e quel luogo ancora c'è, lo capisci quando hai la fortuna di incontrare a Roma uno fra i molti friulani che lì si sono fatti valere, apprezzare, rispettare, con cui istintivamente parte subito quel segno di riconoscimento e di condivisione che è la comunicazione in friulano, per la curiosità generale, perché nessuno intorno ci capisce, a dimostrazione però dell'istintiva condivisione orgogliosa di un'entità che viene inserita
da Roma, ma comunque distinta e diversa rispetto a quella locale. L'approccio a Roma per me non è stato facile, perché io l'ho abituata alle piccole dimensioni, al trascorrere lento del tempo, al dominio del mondo che mi stava intorno, ai rapporti semplici. Sappiamo che la vita romana è opposta, è smisurata nello spazio, è frenetica nel tempo, è complessa nei rapporti, è oggettivamente difficile nelle relazioni, perché c'è un problema di distanze, di socialità praticata in misura molto intensa, che più che unire ti allontana e ti frammenta anche quando non lo vuoi. Lo stesso trasferimento del mio lavoro dal Tribunale di Udine, dove ho lavorato per 12 anni, a quello di Roma, non è stato indolore. Per molto tempo si è ricordata la mia sorpresa quando, in occasione della prima udienza dibattimentale al Tribunale di Roma, ero emozionatissima, dovevo celebrare il primo processo fissato alle 9, ho trovato alla porta dell'aula chiusa, sbarrata, il deserto all'esterno, sono stata costretta ad attendere 10:15 perché qualcuno iniziasse ad arrivare. Ho dovuto mettere le cose in chiaro subito, e siccome il romano, tra le molte caratteristiche, era anche il primo dell'adattamento, si sparse la voce che era arrivata una tedesca al Tribunale di Roma che pretendeva di iniziare puntualmente le udienze, e allora progressivamente personale e avvocatura si sono adeguati. A parte questo, io vivo il privilegio di avere un lavoro, un mestiere, lo chiamo io, che è quello di giudice penale, che è importabile, ovvero esportabile ovunque, non vive di territorio, vive di principi, di valori, di dedizione alla giustizia, di ricerca della verità, che puoi praticare ovunque, uno di quei mestieri che non hanno confini, che non siano quelli dati dalla legge e mai dall'uomo, rispetto al quale il concetto di minoranza per me è soltanto un soggetto collettivo che deve garantire i diritti che rispettano e non altro. È però anche un mestiere impegnativo, perché ogni processo, anche quello apparentemente minore, ha la consapevolezza, la percezione che potrebbe essere lo scopo della vita per chi sta davanti, sia un imputato piuttosto che una vittima. E in questo la friulanità mi ha aiutato moltissimo, perché è un'attività che richiede rigore, estrema dedizione, e questa serietà nell'approccio al lavoro che contraddistingue il friulano è qualcosa che spicca nel contesto romano ed è stato di grande utilità. Questo perché il friulano non si è contento di lavorare, ma noi vogliamo lavorare bene, e questo si nota e ci distingue. Chiudo però rendendo onore a Roma, perché il romano è antico, è saggio, è figlio del più grande impero della storia, per cui è cosmopolita, e da questo il romano di oggi ha imparato molto. Per cui anche la percezione e la risposta di questa nostra identità, perché capiscono che siamo leggermente diversi da loro, e la resa nell'approccio personale è quello di riconoscere a ciascuno quello che si merita nel bene e nel male. E da questo punto di vista devo dire che di solito il friulano a Roma si fa rispettare ed è rispettato come accade nel resto del mondo. Grazie a tutti. Tutti al tavolo, adesso siamo arrivati al momento della presentazione appunto di scrivere in friulano. Invito intanto il presidente della società filologica friulana Vicario a salire sul palco. Allora, abbiamo più volte citato questa pubblicazione, non è di presentarla. Grazie, intanto squadro voi cordiale saluto alla nostra società filologica friulana, prima di tutto al presidente Franco Jacopo, sia amici di Dipium e della vita, che è uno squadro, naturalmente in rappresentanza dall'Istituto al Nord, dai Sovrans, dai ministri dell'autorità, dai Sovrans, dai sindaci e gli altri amici che sono qui con noi, e naturalmente anche sono collegati di chiase in linee e che non si di Gonzalo. Mi sarebbe piaciuto, Presidente, poter continuare a fare qualche piccola osservazione sul tema dell'identità che ci ha impegnato così bene, anzi veramente ringrazio i tre relatori per tutti questi spunti
bellissimi alla riflessione sull'identità, che peraltro devo dire è stato un pochino al centro anche negli ultimi anni, anche di molti lavori che appunto devono vedere questa declinazione, no? per più aspetti di quelle che sono le tradizioni, di quella diciamo che è la nostra forma, no? Diciamo che quella è la nostra forma, la nostra comunità rispetto al rapporto con gli altri, e anche diciamo quello che resta di questa fluidità tradizionale, come questa fluidità tradizionale si coniuga rispetto al mondo di oggi. Mi sarebbe piaciuto fare qualche osservazione, però diciamo, il compito per oggi è quello di presentare questa pubblicazione qui, Scrivi Bar Furlan, una pubblicazione che non nasce oggi. Questa è una pubblicazione che abbiamo pensato nel 2003 ed è un aiuto, è un materiale, è un sussidiario per gli studenti del corso pratico di lingue friulane. Si tratta di una descrizione grammaticale del friulano. Ricordo soltanto che la prima grammatica friulana sono stati gli elementi di grammatica friulana che Giuseppe Marchetti aveva pubblicato nel 1952 con la Società Filologica come ausilio per i corsi di aggiornamento degli insegnanti che erano partiti nel 1948, quindi insomma si ragiona ormai da 70-80 anni sulla formazione degli insegnanti e sulla diffusione di quella che è la pratica di scrittura e di lettura in lingua friulana. Bene, quindi nel 2003 abbiamo incaricato questi due autori, questi due studiosi, che mi piace citare naturalmente come protagonisti di questo lavoro, che sono Paolo Roseano e Anna Madriz. Paolo Roseano e Anna Madriz, che direi sono due nomi che diciamo, cioè, che stanno benissimo, che stanno benissimo tra di noi oggi. Anna Madriz perché è goriziana, una delle colonne della Società Filologica Friulana qui a Gorizia, e Paolo Roseano, che è uno studioso, che è un ricercatore di livello eccellente, che si è formato qui in Friuli, ha lavorato con l'ISIC a Gorizia un tempo, che ha pubblicato importanti lavori sull'identità friulana e che adesso lavora al laboratorio di fonetica a Barcellona, in Catalogna. Bene, questo dico perché diciamo, si proietta in una dimensione di vita, di lavoro e di comunicazione che veramente lega l'ambito locale con l'ambito anche internazionale. Bene, questi due autori quindi hanno messo la loro competenza e la loro esperienza al servizio della comunicazione e dell'illustrazione della grammatica friulana. Che cos'è la grammatica? La grammatica è quell'insieme di regole che mette in un quadro unico quelle che sono le forme della lingua. Vuol dire, si parte dalla descrizione della fonetica, naturalmente che è il suono, della morfologia, che è la struttura della parola, della sintassi, che è l'organizzazione delle parole nella frase, per arrivare naturalmente al lessico, che sono le parole che danno significato, che danno contenuto a quelle che sono le nostre espressioni. Ebbene, questo è il contenuto di questo volume. Il contenuto del nostro volume, che noi abbiamo desiderato proporre anche in lingua inglese e in lingua spagnola, bisogna dire in castigliano, ecco, a favore delle comunità friulane che appunto hanno come lingua di comunicazione, come lingua della socialità, come lingua del lavoro, lo spagnolo e l'inglese. Quindi io devo dire veramente, ringrazio di cuore il Presidente Jacob per aver accolto questo progetto, ringrazio tutti quanti hanno collaborato al buon esito di questa iniziativa, che dà continuità peraltro ai primi course pratici di lingue friulane, par inglese, par spagnolo, che abbiamo potuto realizzare già quest'anno, che hanno visto una straordinaria partecipazione di studenti, lo Spirito Morillo, Franco, perché sono stati ben più di 200 quelli che hanno partecipato, quindi i nostri corregionali all'estero, i nostri friulani all'estero, hanno già partecipato
e hanno già sancito il successo di questa iniziativa. Per cui questo non è la presentazione di un libro, ma è la presentazione di un impegno che noi abbiamo preso e che continuiamo a prendere con le nostre comunità. Grazie e buon lavoro. Grazie davvero. Allora, in quest'ultima parte siamo arrivati quasi alla conclusione. Allungeremo lo sguardo verso il futuro, come si fa in occasione di ogni pubblico. Si guarda a quello che accadrà l'anno successivo. L'anno prossimo sarà un anno importante, il 2026 sarà l'anno del cinquantennale del terremoto in Friuli e sarà quella un'occasione importantissima per ringraziare tutti i friulani, appunto emigranti nel mondo, che si sono mobilitati in maniera estremamente generosa e che hanno consentito di aiutare le popolazioni appunto colpite dal terremoto. Lo faremo tra pochissimo, chiamiamo qui sul palco Rebela. Prima però inviterei il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Borghin, a tirare un po' le somme rispetto a quanto abbiamo ascoltato in questa mattinata. Prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto permettetemi di collegarmi a alcune cose che ho sentito, bellissimi interventi molto completi. Si è parlato molto di identità friulana. Io credo che l'identità friulana è quella che in qualche modo giorno dopo giorno si caratterizza qui nel Friuli, nel nostro lavoro, nel nostro impegno quotidiano, in quello che facciamo, nelle nostre relazioni, in quello che siamo. Però l'identità friulana poi in realtà vive anche nei volti, negli sguardi, nelle storie di tanti friulani che ci rappresentano nel giro del mondo. E quindi è un'identità che veramente abbraccia l'intero pianeta ed è un'identità che si caratterizza nei valori, nelle tradizioni, in quello che in qualche modo è essere friulani. E devo dire che anche le esperienze che ho avuto in questi 2 anni da Presidente, i nostri coregionali all'estero li incarnano pienamente. Si è parlato molto di immigrazione, si è parlato anche di diversità dell'immigrazione del secolo scorso rispetto all'immigrazione attuale, che è assolutamente vero, proprio parlando poi con coloro che sono emigrati nel secolo scorso, anche con i discendenti, si rende conto che è stata un'immigrazione di sofferenza, un'immigrazione di necessità, si dice sempre, ma un'immigrazione di persone che hanno dovuto abbandonare la propria casa, hanno dovuto abbandonare i propri cari per cercare fortuna, per cercare speranza, per cercare di dare un futuro ai propri figli. E ci sono molto spesso riusciti proprio con la capacità che caratterizza i friulani. Ed è proprio queste persone che poi quando ci parli ti dicono quello che tu dicevi, vuoi alzare, torni a casa, perché loro quel legame con il nostro Friuli non hanno interrotto il terremoto, hanno interrotto perché hanno dovuto interromperlo. E quindi proprio forse sentono ancora quella privazione, e quindi quella privazione fa sì che per loro casa sia questa. E chiaramente vogliono tornare a casa, sentono la necessità di tornare a casa e si sentono sempre più a casa. Ecco, la speranza che io ho è che anche i giovani che oggi migrano per altri motivi, perché si va in cerca di opportunità, dicano la stessa cosa. Torni a casa, vuoi alzare, vuoi i miei, vuoi la famiglia, vuoi stare in Mix, in Parigi. Ecco, io non so oggi se le nuove generazioni sentono ancora questo, io lo auguro, perché molto spesso si cerca qualcosa lontano perché magari non si è soddisfatti di quello che si vive. Ecco, io credo che quello che noi dobbiamo fare, ed è forse la sfida che dobbiamo in qualche modo interpretare nel futuro, è quello di cercare ai nostri figli, alle persone che frequentiamo, che conosciamo, ai giovani, di farli innamorare di questo territorio, di questa comunità, di renderli orgogliosi della loro comunità, della loro appartenenza, di quello che è stato costruito nel tempo, della storia, della cultura, della lingua. Ecco, questo dobbiamo cercare di farlo perché poi decideranno di cercare opportunità altrove, quando saranno altrove sentiranno quel legame così come lo sentivano il secolo scorso coloro che hanno fatto un'immigrazione ben diversa. E quindi avranno non solamente il cuore di Friuli, ma anche la voglia di tornarci il prima possibile, il più presto possibile, da qualunque parte del mondo venga. Ecco, io questo credo sia l'impegno principale che noi dobbiamo cercare di portare avanti in questi anni. La lingua è fondamentale, la lingua da questo punto di vista è uno strumento enorme, è uno strumento che noi dobbiamo cercare nella quotidianità di trasmettere, di far impiegare, di utilizzare. Anche qui, nelle esperienze che ho avuto notare come magari l'immigrazione
generazione più vecchia, quella Sturlan, però quelli nuovi, spesso sono italiani, sono inglesi, sono generazioni, è un mondo veramente enorme, un mondo molto diverso. Ecco, l'impegno noi dobbiamo cercare in qualche modo di tenere sempre forte questo legame, dobbiamo cercare di tenere forte questo legame tra chi si rappresenta nel mondo e tutti lui. Su questo dobbiamo assolutamente lavorare. E io ho avuto il piacere che sono 2 anni di visitare l'Australia, il Canada, in serie Europa, mostrare che i prossimi anni si insegnano in quello del mondo, Franco, di visitare le comunità di Fulano. E voglio farlo, cioè sin dalla necessità, non parlo di essere andati in Brasile, perché per problemi familiari non sono arrivato, ma proprio voi all'estero, stati i nostri Fulani, avere robe, sono esperienze, sono quattro sindici che sono, un'emozione particolare. Un po' magari sono collegati a questi punti del Canada in Australia e i saluti delle nostre comunità, cioè spero la possibilità di visitare le Fulani del mondo, perché comunque 10 come loro per me è riscoprire l'amore per le nostre comunità. Io mi sento tanto Fulani, sempre appartenente a questa regione, sono contento che sono i valori che in qualche modo caratterizzano, sono contento del fatto che quando si fa il programma sempre al mondo si livello di continuare a rispettare e rispetto alla Fulani è una roba enorme, questo fa vedere, che in qualche modo in generazioni che hanno portato il Fulani in qualche modo hanno fatto un lavoro importante. Si sguiarsi proprio dell'anima del Fulani, quindi spero di poter visitare le comunità, se comunque per i gruppi io mi sono di tutti, quindi che sono qui, che sono collegati e spero veramente che la vicinanza del Consiglio regionale, che qui poi ho ricordato che sono anzi dal consigliere Bernardis, arrivi qua, non si vicino a altri, senza di farlo fisicamente, di supporto economico, iniziative di progettualità, senza di fare il possibile fare in qualche modo, farmi sentire in contesti, anche in Friuli, anche sentirsi parlare in Friuli, anche riesco in qualche modo a capire che è il nostro Friuli, perché il Friuli di voi, non è il Friuli di 50, 60, 70, 80 anni fa, quindi i giovani, anche se io tanti giovani, che sono che fa esperienze, la Riera, la Franco, io spero che nasca la volontà di tornare, perché comunque vengono nel comparto, nella zona che ha l'opportunità, nelle zone la che si vive bene, si sta bene insieme, la carriera forte quotidiana, confidenziale con le persone, non si numera, vivi in un, con le storie, e vivi in Friuli alle piedi. Questo deve essere che io spero che vedi in qualche modo trasmetti a altri, che tanti uomini si hanno le in Fulani sempre al mondo, così capaci un po' di tornare in figli e vivi in loro figli senza l'importanza di esperienze, la cultura che hanno in qualche modo conosciuto al paese che ha ospitato. Grazie a tutti per questa giornata e buon bisogno di tornare a casa, anche questo è un aspetto interessante. Presidente Jacob, allora siamo arrivati alle conclusioni, come si diceva, guardiamo già all'anno 21, un anno importante, un'occasione anche per leggerli nel mondo per ricordare e sottolineare nel cinquantennale del terremoto quanto anche le comunità di Fulani all'estero hanno contribuito a sostenere questo territorio. Sì, innanzitutto grazie a tutti che sono intervenuti, grazie ai nostri panelist, si dice adesso, in lingua internazionale, no? Grazie sicuramente per l'intensità, per che hanno il gruppo, per il gruppo. Lo potessi fare, che un approfondimento di tema, poi stato un manifesto della missione del Furlans, della New Furlans in Italia. E non si arrivasse, siamo arrivati alla fine del momento più ufficiale, poi sarà il momento anche del ritrovo, per assistere ai nostri gruppi, all'attività dei nostri gruppi e a condividere insieme un gruppo che approfondisce e un po' di cultura poi nel pomeriggio. Però siamo anche un po' così al momento in cui pensiamo alla prossima convention, al prossimo incontro, quello del prossimo anno. Il prossimo anno è il 50ennale del terremoto, 2026,
una data importante perché ricorda il terremoto del 76 che è stato detto, rappresentato anche in maniera purtroppo drammatica per l'evento, ha rappresentato un vero e proprio cambio per il nostro Friuli. Il Friuli dopo il terremoto è cambiato radicalmente rispetto a prima, anche grazie a quello che è stato un esempio che è ancora segnato come fosse unico al mondo, uno degli unici al mondo, quello che è stata poi la capacità di reazione, la capacità, la resilienza friulana che ha dimostrato di saper di fronte alla tragedia non riprendere la valigia e andare per il mondo come era stato per tutte le altre tragedie, ma quello invece di costruire, ricostruire e costruire un Friuli che è il Friuli di oggi, il Friuli sviluppato, il Friuli importante, quello dell'università, delle autostrade, dei collegamenti, dell'industria e quant'altro. E questo è stato possibile ovviamente certo per la solidarietà nazionale, alle istituzioni del governo nazionale, alle istituzioni locali hanno fatto il loro, ma anche grazie a quel forte senso di solidarietà e di vicinanza che tutto il mondo, prima di l'altro del mondo, hanno fatto scattare immediatamente. Poche ore dopo il terremoto, quando si diffondevano le prime immagini, le prime notizie, i friulani del mondo si sono messi subito in azione per raccogliere, per provare, per sollecitare quello che poteva essere utile per dare una mano qui alle nostre comunità, ai nostri paesi istrutti, alle nostre famiglie in difficoltà, a questo Friuli che è di tutto. E quindi il prossimo anno ci sentiamo ovviamente impegnati nel centrare quello che sarà il momento dell'incontro proprio nel grazie a tutta questa solidarietà, a tutto questo Friuli che stava fuori dalla piccola patria, ma che è stato evidentemente un'unica cosa come il Friuli. In questo senso qui abbiamo il sindaco di Mona che anche Presidente dell'associazione Stighi Comuni Sindaci del Terremoto, al quale idealmente non c'è il sindaco Verna, non c'è l'assessore del idealmente Gorizia non dà, come vedete, consegna una staffetta, consegna ovviamente a quello che sarà il testimone del prossimo anno, testimonianza del prossimo anno. Sarà, credo, un incontro che abbiamo condiviso con appunto i rappresentanti dei sindaci dei comuni del terremoto, perché i comuni del terremoto hanno avuto, ma ancora oggi hanno sul proprio territorio, vuoi perché hanno l'asilo, vuoi perché hanno il villaggio, vuoi perché hanno la via intitolata o la piazza o il monumento, hanno ancora tutti il segno presente e visibile di questa solidarietà. E siccome credo sia importante che manteniamo un impegno per il Friuli a ringraziare e non dismendere, così come è stato scritto da tutti i comuni del terremoto, ecco, caro Sindaco, ti chiedo la condivisione di questa proposta e la possibilità quindi assieme con te, ovviamente assieme con la Regione, se la Commissione poi la provincia lavorare su questo tema, per rispondere a questo che era un impegno e che noi dobbiamo mantenerlo come un nostro obbligo, per quello di non dimenticare, di ricordare e di ringraziare ovviamente tutto il mondo che vorrà trovarsi in a 50 anni del terremoto, quando noi ormai la ricostruzione è terminata e di un modello splendente sopra le nostre. Sindaco, a te la parola. Grazie Presidente, grazie anche per l'invito a queste convigne. Un saluto a tutti, il Presidente della Consiglio regionale, le autorità, i relatori e agli altri. Dici che ha anche di responsabilità per noi, ovviamente assumibili, che ho fatto dal Presidente, ho ospitato la convigne per i territori, che non
ci sono il sito del Comune di Lavoro, la sede del Presidente, la struttura del Comune del Montagne, dei siti di ricostruzione, e si contains che vengono ospitati dagli area che erano più per dal terremoto della stanza Sivis. Vi unisco con responsabilità nel dire io sono sul dopo stanza Sivis, sono abbastanza volte, il terremoto non è venuto e la ricostruzione è stata talmente veloce che mi pensi anche come non quindi è stata talmente veloce e importante parole dal commissario straordinario Tondelletti ai riunioni del primo sbagliato con il Friuli, che portati molti esempi a livello nazionale e internazionale, alle riunioni grazie alla solidarietà che vive in tutto il mondo, grazie a una appartenenza dal territorio, grazie ai politici, amministratori, funzionari che sapevano le loro attività e avevano una grande visione, ma anche grazie ai suoi fulani. E quindi se fulani hanno dedicarsi, dei modi di lavorare, dell'attenzione al lavoro, anche dalla qualità del lavoro, non bastava fare ricorso, ma bisognava anche fare bene. E quindi credo che questo ha sido un relativissimo prima di difendersi in un momento in cui si levava anche in tanti altri lavori, cioè la visita della Roma e diverse temi in corso, ma fulano che si trovò, faceva la scuola lavorare, faceva la scuola, aveva un lavoro, faceva continuare a lavorare abbastanza completare le cerimonie. Quindi vi voglio tornare a lì, vi ho avuto l'opportunità che stanno grazie a Franco nel mondo di visitare l'Argentina, però in Caloia è stato il primo paese fondato dai miei cittadini che stanno arrivare là. E io ho 150 anni di questa migrazione che mi spingo in Friuli a migliaia di chilometri di distanza e mi fa veramente piacere questa transizione che si tramanda di generazione in generazione, mio e quindi non sono seconda stessa generazione e mi esibisco quando vai in Fulano, tu vuoi dire che cada male della morte e vai in Fulano a volte di nome. Quindi per me è stato veramente un momento di grande emozione. E credo che se chi parlò di giusto celebrare il prossimo anno in maniera adeguata queste purtroppo brutte esperienze, perché il futuro può essere molto buono in Friuli, ma è credo che sia stato anche un momento di straordinaria opportunità per crescere per l'essere io, a Friuli in particolare, e probabilmente all'esaltare la qualità del Friuli al mondo. Come si va a Toro, si sa che se uno allena su, insomma, in Friuli, al tempo suo vuole sempre per distribuire e questo è una situazione di vista che vi incontrare in questa situazione. Grazie di nuovo. Grazie.